Sant'Antonio su Borcu è il santo cristiano attualmente che inaugura il carnevale su Borcu. Poi ne parlerò del porco. Perché il porco? Il porco anticipo che era l'effigie del dio della natura. Però questo Santo Antonio ce l'abbiamo in accadico Satu Antu. Tutte le volte che troviamo il termine santo in Sardegna dobbiamo sempre interpretarlo come sciattu. Bere significa in accadico, a cui viene aggiunta una M o una N per eufonia. E abbiamo da lì il santo, la trasformazione del bere in una santità cristiana. Santu Antu è la spiga di orzo, per cui Santo Antu era colui che dava da bere all'orzo. Parlo di orzo perché l'orzo fu il primo cereale piantato già all'inizio, ma proprio all'inizio del Neolitico. Addirittura fu di sicuro piantato anche nel Mesolitico, per cui è chiaro che è una parola di estrema antichità che vuole conservare la tradizione di quell'epoca. Sant'Antonio non è altro che il dio della natura in persona che faceva crescere, faceva bere le spighe dell'orzo.